Un saluto ai nostri amici telespettatori. Il tema della trasmissione di oggi è il ruolo del sistema circolatorio nello sport. Ne parliamo con il dottor Daniele Pontello, che è medico chirurgo ed è specialista appunto in chirurgia vascolare. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie per essere qui. Anche perché quando si parla appunto di sport e di attività fisica si pensa subito, no, praticamente ai muscoli, si pensa subito alle articolazioni, ma c'è anche l'aspetto che non deve essere trascurato, anche se poco conosciuto, è il sistema circolatorio. E quindi è determinante sapere quali sono i nostri limiti e conoscere, no, tutto del nostro corpo. Esattamente. Diciamo che il nostro sistema circolatorio può essere equiparato un po' al sistema linfatico, no? Anche delle piante, degli alberi, Sì. dei vegetali. È un argomento ovviamente vastissimo e che cercherò insomma di sintetizzare e diciamo così indirizzare per quanto concerne l'attività, prettamente l'attività fisica. Ecco, tra l'altro vorrei anche un attimo inquadrare il dottor Pontello. Dobbiamo dire intanto che si è laureato all'Università di Udine, Esatto. no? Quindi un punto in più. Un punto in più. Visto che siamo in Friuli, un punto in più. E lei collabora presso diversi centri, tra i quali anche appunto il Sanirad di Tricesimo. Esatto. Ecco, dovevo fare questa parentesi e l'ho interrotta, quindi mi stava spiegando. Sì, noi siamo dotati sostanzialmente di un apparato cardiocircolatorio, ovviamente rappresentato da quello che è la pompa cardiaca e dal sistema di scambio, no, dei gas che sono i polmoni, e poi da un sistema appunto di tubi, possiamo chiamarli, sono realmente dei tubi, rappresentate dal circolo arterioso, che è la parte, diciamo, di questo sistema che porta le sostanze nutrienti e quindi anche l'ossigenazione ai tessuti, da un sistema venoso che è quello che, diciamo, porta via le scorie, l'acido lattico, le tossine, diciamo così, appunto dai tessuti, quindi anche dall'apparato muscolare e scheletrico, e dal cosiddetto sistema spazzino che sostanzialmente è rappresentato dalle vie linfatiche. È ovvio che questo è un supporto fondamentale per quanto riguarda appunto l'attività fisica, in quanto un muscolo è ovvio che senza l'adeguato apporto di sostanze nutritive e di ossigeno è ovvio che non possa funzionare in maniera corretta. Ecco, qual è appunto il ruolo della circolazione nell'attività fisica? È un ruolo duplice, nel senso che così come il sistema circolatorio è indispensabile nel supporto, no, dell'attività fisica, anche l'attività fisica è indispensabile per il supporto dell'attività così, diciamo, della circolazione. È tutto un insieme, no? Che poi ovviamente si interseca anche con altri ambiti che sono ovviamente l'ambito anche diciamo così, alimentare, l'ambito cardiologico, eccetera. Parlando prettamente di vasi, appunto, diciamo, il sistema circolatorio supporta la crescita e la normale funzionalità della muscolatura, ma l'attività fisica stessa porta appunto un supporto, un beneficio anche alla circolazione nel proprio complesso. E uno lo può capire benissimo nel momento in cui comincia a fare attività fisica e non è allenato, e nel momento in cui invece, progredendo, diciamo così, nell'allenamento, nel corretto allenamento, si ritrova come un soggetto allenato. Ecco, ma chi ha problemi appunto circolatori può approcciarsi, e in che modo può approcciarsi all'attività fisica? Può, perché uno se soffre certo, anche, no, di circolazione, problemi soprattutto agli arti inferiori, no? Soprattutto, no, le famose vene varicose, tanto care al sesso femminile soprattutto. Certo. Diciamo che intanto dobbiamo distinguere quello che è una sana e corretta attività fisica motoria, cosiddetto fitness, no? Cardio fitness, eccetera, da quello che è l'agonismo. Diciamo, l'agonismo, diciamo, lo tralascerei, no? In questo ambito è un carico di lavoro non indifferente sia a livello circolatorio che muscolare, e lo vediamo tutti i giorni, infortuni, eccetera, quindi può addirittura risultare in certi ambiti dannoso su quello, no? Che è il normale stato di salute. Quello che invece è la regolare attività fisica, il beneficio ovviamente sono
sul sistema circolatorio arterioso, ovviamente il mantenimento della pervietà dei vasi, quindi della pulizia dei vasi, no? Conosciamo tutte quelle che sono le arteriopatie degli arti inferiori, alle carotidi, alle coronarie, che possono portare anche a esiti diciamo importanti, anche letali. E da un punto di vista invece della circolazione venosa, anche lì diciamo, il discorso è un po' differente, nel senso che ci sono certe attività fisiche e certe attività sportive che possono predisporre all'insorgere di patologia varicosa, di patologie venose. E quindi è meglio evitare? È meglio evitare certe attività, soprattutto quelle di tipo anaerobico, cioè gli sport, diciamo così, di estrema fatica, quindi la pesistica, il bodybuilding, eccetera, sono tipi di attività fisica che mettono sotto stress il sistema circolatorio, soprattutto quello venoso. E dobbiamo pensare anche che appunto le vene non è solo un sistema spazzino, ma in generale le vene e tutto l'apparato cardiocircolatorio, specie quello superficiale, è anche fondamentale nella termoregolazione. Quindi uno magari anche appunto in estate se ne accorge che le vene tendono un pochettino anche ad aumentare di volume, proprio perché sono fondamentali anche per lo smaltimento. Anche di più, sempre agli arti inferiori, esatto, per lo smaltimento, un po' dappertutto, perché col caldo. Esatto, del calore corporeo. Quindi c'è una quantità, diciamo una fetta di patologia varicosa legata proprio all'attività fisica. Varici dello sportivo sono, diciamo così, delle varici non così patologiche come le varici classiche a cui siamo abituati. Quindi. Senta, un controllo va sempre bene prima di affrontare qualsiasi attività sportiva, ma anche per il benessere quotidiano, cioè senza dover proprio decidere di andare a fare una disciplina, seguire una disciplina sportiva piuttosto che un'altra, anche quando si è in età. Esatto, soprattutto quando si è in età, soprattutto no, quando comincia qualche capello bianco. Beh, dipende, perché i capelli bianchi a qualcuno spuntano donano, anche prima. Esatto, e donano anche. No? Uno appunto ai primi segni dice oddio sto invecchiando e comincio devo fare qualcosa, devo lottare contro il tempo, devo lottare esattamente contro il tempo. Quello è la cosa più sbagliata che uno può fare, può assolutamente essere decisamente pericoloso, quindi direi che l'approccio in questo caso deve essere multidisciplinare, non possiamo diciamo in un percorso del genere escludere la figura del cardiologo, escludere la figura del medico dello sport, escludere la figura dell'ortopedico, perché l'attività sportiva, l'attività fisica deve essere eseguita in maniera corretta. Ad esempio parliamo di difetti di appoggio plantare, ok. Difetto appoggio plantare è un qualcosa che poi si ripercuote ovviamente sulle articolazioni ma anche sulla circolazione. Cioè famose gambe gonfie, per evitare la problematica ad esempio delle gambe gonfie, è ovvio che pompa plantare, pompa muscolare diciamo, della gamba devono essere efficienti, quindi anche i difetti di appoggio ed eventuali correzioni necessarie all'appoggio plantare possono essere utili per favorire un'attività fisica corretta. No? Quindi, figura appunto mi torna una curiosità, quelle scarpe che ti fanno muovere il piede in un certo modo funzionano? Perché tante persone non più giovanissime utilizzano queste perché dicono che sentono beneficio. Sentono beneficio, bisogna usarle con un certo criterio perché la loro funzione è legata un po' a una certa instabilità che creano nell'appoggio, in quanto instabilità significa una continua correzione anche involontaria da parte del nostro sistema appunto muscolo-scheletrico per mantenere la postura, e questo non fa altro appunto che attivare la pompa plantare, che non è altro che un sistema diciamo di vasi che si trovano nella pianta del piede che fungono da propulsione del sangue venoso verso diciamo, la pompa cardiaca, così come anche l'attività dei muscoli soprattutto della gamba, del polpaccio, no? Quindi in questo modo appunto questa continua contrazione spreme i vasi all'interno dei muscoli, quindi della pianta del piede, e favorisce la propulsione verso l'alto. Questo è utile da questo punto di vista
può diventare rischioso nel momento in cui uno si può provocare dei danni con le distorsioni, caviglie, ginocchia, eccetera, eccetera. Quindi insomma, bisogna usarle con una certa criterio cautela. Ecco, non andrei a farmi un Nordic walking con quel tipo di calzature. Ecco. Certo. Senta, per concludere, quindi la medicina che cosa può fare per aiutare appunto il benessere, evitando, no? Quindi anche il movimento, evitando le complicanze? Appunto può fornire un supporto clinico, diagnostico. Lo dico spesso ai miei pazienti di evitare di consultare il dottor Wikipedia, il dottor Google, perché è un grosso problema. È molto diffuso adesso, no? Sì, questo sport, fra virgolette. È uno sport, no? Anche, tra virgolette, pericoloso, perché non sempre le notizie sono date in maniera corretta e fake non news sempre sono dietro l'angolo. E anche, soprattutto, bisogna essere in grado di filtrare, no? Spesso e volentieri per un motivo sensazionalistico uno si va a cercare un male al ginocchio, la prima cosa magari voce che trova potrebbe essere un tumore a polmone, per dire, no? E quindi, supporto, direi che, diciamo, per concludere, mi focalizzerei anche sull'ultimo, diciamo, ritrovato nel mondo dello sport, per chi fa sport, è l'elastocompressione. Quindi calze elastiche nello sport sono uno degli ultimi, diciamo, ritrovate delle ultime frontiere proprio per aiutare l'attività fisica e per evitare diciamo così, danni sia vascolari ma anche da trauma agli arti inferiori, ed è un studio attualmente fonte di ricerca. Chiaramente vanno usate sotto prescrizione medica. Si trovano molti prodotti diciamo in commercio, ma vanno ovviamente quindi non adattati il fai da te, evitare il fai da te. Quello mai, direi. Bene, ringraziamo il dottor Daniele Pontello, che abbiamo detto essere medico chirurgo, specialista in chirurgia vascolare. L'appuntamento con gli esperti è per mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Domani, come sempre, come ogni giovedì, invece ci dedichiamo all'attività sportiva vera e propria. Arrivederci.